Diciamo che il tema della violenza di coppia è un tema che per certi aspetti attraversa tutte le epoche. In questo periodo storico, fortunatamente si inizia a riconoscere un po' di più, a parlarne un po' di più e assume queste forme che vengono appunto anche poi diffuse e riconosciute mediaticamente, che ci colpiscono molto e che ci permettono forse più che in passato di interrogarci su quelle che sono le sue matrici e le sue cause. Uno dei temi che dobbiamo focalizzare è proprio questo. In molti casi le violenze di coppia, le violenze di genere in particolare, erano una costante delle generazioni precedenti, ma non se ne parlava, venivano normalizzate culturalmente. Adesso fortunatamente si inizia a parlarne maggiormente, inizia a essere considerato non più normale che ci siano abusi o violenze all'interno delle coppie. E anche se comunque siamo ancora molto indietro da questo punto di vista, si fa ancora molta fatica a parlarne, c'è più consapevolezza, ci interroghiamo di più su quelle che sono le determinanti sociali, culturali e che poi possono portare appunto a costruire pattern relazionali disfunzionali come quelli appunto che vediamo in situazioni di questo tipo che finiscono poi purtroppo in cronaca nera. Il messaggio più importante in questi casi è riconoscere immediatamente questi pattern e anche cercare di costruire una rete di supporto nelle relazioni degli altri. Uno dei temi fondamentali è che noi ci vergogniamo di parlare delle dinamiche violente all'interno delle coppie e ammettere che qualcosa non funziona o non funziona in me se dico che nella mia coppia ci sono dinamiche di questo tipo. Ecco, dobbiamo prendere il coraggio di dirci che invece è normale parlarne, è giusto, doveroso, è un atto di cura verso se stessi, fermare e interrompere i percorsi di violenza che possono portare ad escalation di questo tipo. Anche a livello sociale, anche le famiglie devono stare un po' attente a quello che succede. Gli amici, i vicini, le famiglie, noi tendiamo a essere un po' pudichi rispetto a questo. Se vediamo che c'è la coppia nell'appartamento accanto che litiga sempre violentemente, tendiamo a farci i fatti nostri. Questo spesso va a validare, legittimare il proseguo delle violenze, va a far mancare una funzione sociale di curarci tra di noi reciprocamente quando vediamo che qualcosa non va più bene.